A Villa dei Cedri di Valdobbiadene si è conclusa l'edizione del presepe artistico con una festa partecipata. Dopo i discorsi delle autorità, la serata è proseguita con musica e buffet. A chiudere l'evento uno spettacolo pirotecnico organizzato dagli amici del presepio di Valdobbiadene. Possiamo essere contentissimi di questa 14ª edizione, un'affluenza un po' da tutta Italia, possiamo dire, da Gorizia, Udine, Verona, Vicenza, Avellino, Bologna, Modena, ecco, un presepe, ma anche dall'estero, quindi sono venute famiglie dall'Inghilterra, dall'Australia, quindi è stata una bellissima festa, bellissimo vedere tutte queste persone meravigliate di fronte alle scene che diciamo celebravano questi paesaggi, ma in totale il paesaggio italiano. E cosa possiamo dire? Forse 10.000 presenze. Anche quest'anno c'è stato una bella collaborazione col presepe di Secusino, un bel flusso di persone che da Secusino arrivava a Valdobbiadene, da Valdobbiadene andava verso Secusino. È bello, ecco, stringere questi patti, ecco, di amicizia tra persone che hanno la stessa passione, ecco, la stessa voglia, la stessa volontà anche di migliorarsi ogni anno. È stata una soddisfazione per noi, è stata una soddisfazione sicuramente per Valdobbiadene, per l'amministrazione che da anni, ecco, ci permette appunto di allestire il presepe in questa bellissima villa. Anche quest'anno la partecipazione del liceo artistico Angela Veronese di Montebelluna, quindi un voler in qualche modo passare anche il testimone alle nuove generazioni, almeno tentare, ecco, di farlo, di avvicinare le nuove generazioni alla bella tradizione del presepe, che è una tradizione che vuole comunicare amore, vuole comunicare emozione, vuole comunicare sentimenti. E stasera siamo qua, ecco, un po' a tirare le somme tutti insieme ancora per far feste. È arrivato anche il sindaco dalla città di Minori, che come sapete è gemellato con Valdobbiadene, c'è una parte dedicata alla costiera amalfitana, quindi due paesaggi meravigliosi uniti dalla bellezza anche quest'anno. Il pubblico ha accolto con entusiasmo l'iniziativa e l'appuntamento è già fissato per la prossima edizione.